Maternità 1886, olio su tela. Pierre-Auguste Renoir. St. Petersburg Museum of Fine Arts. Aline Charigot, compagna e futura moglie di Renoir, sta allattando Pierre, il loro primo figlio nato il 21 marzo 1885. La scena è ambientata nel mese di giugno a Ézouillet, paese natale di Aline. Il modello di riferimento è la Madonna della Seggiola di Raffaello. Quando infatti Renoir la vide a Palazzo Pitti di Firenze, scrisse con entusiasmo a Vollard: è la pittura più libera e più solida, la più semplice e vivente, con quella toccante espressione di tenerezza materna. Esegue dapprima dei disegni preparatori, infine 3 versioni su tela assai simili. Quando viene presentata alla Galleria Petit, la tela suscita ammirazione per la straordinaria sensibilità che ricorda la maestria delle donne d'Ingres. Pochi mesi dopo la morte della moglie, avvenuta il 27 giugno 1915, Renoir si ispira a questo dipinto per realizzare una scultura in gesso e vari esemplari in bronzo, aiutato dal giovane scultore spagnolo Richard Guino. Ringraziandovi per la visione e l'ascolto di questo video, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.ilcappellodiirma.it. Arrivederci al prossimo video.